Venezia. Piccolissimi, quasi impercettibili, ci è voluto l'occhio attento di un agente del commissariato di San Marco per scoprire un paio di dispositivi skimmer posizionati in corrispondenza di un bancomat situato in campo San Luca. Nel mirino dei malintenzionati era finita la cassa di risparmio di Venezia, ma subito, non appena ci si è accorti del problema, nella notte tra domenica e lunedì i marchingegni sono stati rimossi. Si tratta di strumenti in grado di clonare tessere bancomat e carte di credito tramite un lettore ad hoc e una telecamerina che serve a raccogliere i dati dei codici dei correntisti. Erano piccolissimi, di ultima generazione. Jesolo ha trovato un portafoglio con 570 euro e lo ha restituito al proprietario. Protagonista uno jesolano di origini giuliane che un paio di sere fa ha ritrovato sotto una fioriera un portamonete caduto dalle tasche di un turista tedesco. Il cittadino ha prima tentato di rintracciare il turista invano, poi ha consegnato il malloppo al commissariato di polizia. Gli agenti hanno riportato il portafoglio al legittimo proprietario, che ha voluto ringraziare personalmente l'onesto jesolano. Mestre. Scaglia la bicicletta 3 volte contro il ladro e per tutta risposta il complice del fuggitivo gli intima di andarsene tenendo in mano un oggetto, probabilmente un coltello. È accaduto nelle prime ore della mattina di lunedì in pieno centro a Mestre. Protagonista il padre settantenne di una parrucchiera che lavora in via Milanese, che dopo essersi visto rubare la bicicletta da sotto gli occhi per l'ennesima volta ha inseguito il bandito. L'ha raggiunto in via Piave e qui gli ha tirato addosso la bici che stava utilizzando per l'inseguimento. Ha però dovuto desistere quando il compare del malvivente l'ha minacciato. Tessera. Un bengalese residente a Grado, presunto simpatizzante dell'ISIS, è stato espulso dall'Italia con decreto firmato dal ministro dell'Interno Alfano. Secondo il Viminale, la sua presenza sul territorio nazionale costituisce una minaccia per la sicurezza dello Stato. Il decreto di espulsione è stato notificato all'uomo dal personale dell'ufficio immigrazione della questura di Gorizia, nell'aeroporto Marco Polo di Venezia, dove il bengalese era appena rientrato con un volo proveniente da Dacca, via Istanbul. Il decreto prevede anche il divieto di ritorno in Italia per un periodo di 15 anni. L'attività di monitoraggio effettuata nei suoi confronti dalla Digos dall'ottobre scorso ha fatto emergere le sue manifestazioni di adesione all'autoproclamato Stato islamico.